Grazie per l'invito. Mi è piaciuto molto il titolo che avete assegnato a questo convegno. È un titolo un tema che io definisco, come dire, l'imbuto, il collo dell'imbuto di tutta una serie di cose che si fanno in un percorso di assistenza. E un tema che mi ha fatto riflettere, anzi che ho riflettuto con mia moglie che è qui, la quale mi ha fatto riflettere, poi ho capito perché l'ho sposata, mi ha fatto riflettere sulla differenza tra morire soli o morire in solitudine. E quindi questo è, come dire, il motivo di fondo che accompagnerà in qualche modo la mia relazione. Per andare avanti è questo. Infatti la Carta dei diritti del morente del 1997 della Fondazione Comitato Etico della Fondazione Floriani, che nell'ambito delle cure palliative ha fatto la storia, vedete all'11° punto tra gli indicatori di qualità di morte inserisce appunto la necessità di non morire nell'isolamento e in solitudine. Quindi non dice morire soli, ma in solitudine. Allora, vorrei rompere il ghiaccio raccontando una storia vera che mi ha colpito e che è pertinente. Quando si racconta che questo poliziotto che ha rifiutato il soccorso all'arrivo dell'ambulanza e dei suoi colleghi, l'ha rifiutato per non lasciare solo la sua cavalla, una cavalla con la quale aveva svolta la sua attività, il suo lavoro negli ultimi 5 anni, che hanno perseguito tanti delinquenti e aiutato tante persone. E quindi in seguito a un rumore, una cosa banale di una moto, il cavallo diventa indominabile e quindi viene travolto da un tir e il suo poliziotto, scaraventato per terra, si avvicina per abbracciarlo e stare lì con lui finché non arrivasse un veterinario che gli facesse l'anestesia, un antidolorifico, perché non morisse da solo e in sofferenza. E in questo si racchiude un po' un mondo. Potremmo dedicare una giornata intera su questa storia. Ma a me piace raccontare le storie. Sono un fautore della medicina narrativa e adesso anche della medicina, della terapia della dignità, del grande Cocinò. I luoghi e modi diversi di morire, pongo alla vostra attenzione 2 situazioni estreme. Pietro ha assistito alla comunione la prima comunione del figlio più piccolo a casa il giorno prima di morire. E Pietro l'avevamo preso in carico come servizio 1 anno e mezzo prima, servizio con l'equipe delle cure palliative, col medico di famiglia, il medico, il palliativista, l'infermiere, lo psicologo e anche i supporti sociali. L'avevamo preso in carico 1 anno e mezzo prima perché Pietro aveva un tumore allo stomaco, faceva la chemioterapia, non riusciva a sostenere la chemioterapia, faceva saltare le unghie, faceva fatica a mangiare, aveva bisogno di essere nutrito. Gli facevamo la nutrizione artificiale di notte, di giorno andava a lavorare perché aveva bisogno di sfamare 6 bocche, 4 figli, la moglie e se stesso. E poi è successo che a un certo punto l'occlusione intestinale ha prevalso rispetto a tutto il resto, non c'era altre possibilità terapeutiche e sono stato a trovarlo in ospedale
ci siamo parlati, gli ho detto, beh Pietro, che dici, torniamo a casa? Ma sì, è meglio, preferisco continuare a vivere a casa perché so che non ci sono altre possibilità terapeutiche. E allora dovevamo preparare la casa, quindi la prima cosa che mi era venuta in mente è quella di riunire la famiglia, la moglie e i 4 figli, prima che venisse a casa per aggiornare i figli della situazione e come l'avremmo sostenuto durante il percorso. E ho visto serenità in quella famiglia, che da questa fotografia si capisce molto bene, la moglie quasi sorridente, e il prete che sta donando la comunione al bambino, che con un occhio guarda Pietro, e Pietro era in coma, ma per questa famiglia quell'evento era un evento partecipato da Pietro. In questo c'è veramente il senso dell'appartenenza, il senso di un vivere le relazioni, di un vivere sociale anche di una persona che sta morendo. E la domanda che io mi pongo è evidente, stamattina è stato accennato più volte, no? Ci troviamo in una grande difficoltà, noi operatori siamo oggi in un contesto culturale difficile, perché siamo in un'epoca in cui si producono tante persone che vanno alla fine della vita perché le persone si curano e quindi alcuni guariscono, altri vanno avanti fino a una situazione di terminalità, a fronte di un incremento così importante di persone che hanno bisogno di cure palliative che si avvicinano alla fine della vita. Cosa succede? La morte è negata, è un tabù. E in questo contesto, no, questa è la cornice in cui noi ci troviamo ad operare, per cui c'è bisogno di una nuova domanda di etica. Una nuova domanda di etica che ci permette di affrontare alcune questioni che sono fondamentali. L'onnipotenza o i limiti della medicina, la negazione e l'accettazione della morte, l'accanimento, l'abbandono terapeutico rispetto alle cure proporzionate, sono tutte questioni centrali per quanto riguarda il nostro lavoro, l'accompagnamento. Facciamo sempre riferimento alla letteratura, è interessante, molti autori si sono espressi su questo tema. Io amo molto Philippe Arié, che ha scritto nel lontano 75 questo testo, La storia della morte in Occidente, dal Medioevo ai giorni nostri, che ci dà veramente uno spaccato di come c'è stata l'evoluzione antropologica della morte, dei suoi risvolti nella società. Quando nel primo Medioevo il morente era il protagonista, al centro della scena, la morte non era imbarazzante, vi partecipavano i bambini, era aperta alla società, nessuno era imbarazzato ad entrare in quella casa e condividere questo momento con quella famiglia, e quindi era una cerimonia pubblica che aveva lo scopo di addomesticare la paura della morte. Attraverso la morte di sé e la morte dell'altro si giunge alla morte del XIX secolo, la cosiddetta morte proibita, dove il morente non è più il protagonista, ma è succube di volontà altrui. Quante volte noi lo vediamo, insomma, a decidere chi è? Sono altri, sarà l'equipe che si preoccupa anche di liberare la famiglia dal peso quindi il trasferimento in ospedale diventa quasi una cosa naturale. Rincalca la dose Robert Elias, che 30 anni dopo scrive che appunto si muore per lo più isolati in asettiche stanze di terapia intensiva, dove i professionisti sono più attenti a correggere i difetti parcellari
perdendo di vista il bene complessivo della persona. Stiamo attenti che il potassio è 2,9, bisogna portarlo a 3, 3,5 e così via, insomma, rispetto al bene complessivo. Ma anche in un contesto familiare, Tolstoi ci racconta molto bene con La morte di Ivan Illich la rabbia di questo personaggio che sapeva che doveva morire, sapeva che stava morendo, ma era tormentato dalla menzogna che lo circondava. Tutti quanti dicevano che lui era malato ma non doveva morire, ma lui era arrabbiato soprattutto con se stesso, perché era succube di questa menzogna e partecipava alla menzogna. Anche lui, che avrebbe voluto gridare, urlare, smettetela, io sto morendo, anche lui non riusciva a fare questo. E per fortuna che c'era il badante Gerasim o Gerasim, che un contadino che l'aiutava, non aveva paura della morte, gli sollevava le gambe per dargli sollievo. Quindi di fronte alla fine della vita noi ci troviamo, come dire, a pensare, direi didatticamente, a due tipi di strategie alternative, ma dobbiamo rispondere a una domanda fondamentale. La domanda è: qual è il valore della vita in un malato che la vita sta andando, che sta morendo? Che valore gli diamo? Possiamo pensare a due modalità diverse di risposta. Possiamo dire che quella persona è ormai non ci può dare più niente, è un corpo che si sta spegnendo, è un residuo materiale, per cui forse meglio per tutti è se si accorcia, no? Finiamo di soffrire tutti quanti. Ha finito di soffrire, per fortuna. Oppure il malato continua ad essere una persona con le sue caratteristiche, la sua dignità, in grado di mantenere una relazione con tutto ciò che gli circonda. Una persona che, se aiutata, è capace di portare, come si diceva prima, a compimento la propria vita e dargli un senso. E allora dalle due risposte emergono due tipi di strategie di accompagnamento. Forse mi sbaglio, una è quella di accompagnamento, perché la strategia della negazione forse non è una strategia di accompagnamento, che è una strategia la cui conseguenza sul piano culturale non è altro che la medicalizzazione del processo del morire. È una cosa che un rischio al quale noi tutti siamo tentati. La medicalizzazione porta a che cosa? Vabbè, la negazione, proteggiamo la persona dalla consapevolezza di quello che sta succedendo, ma se medicalizziamo dobbiamo dominare la morte, non la accettiamo, la dobbiamo dominare. Come? Con quali mezzi si può dominare la morte? Cercando di combatterla il più possibile, quindi facciamo la 35esima linea di chemioterapia piuttosto che tanti altri interventi, oppure la dominiamo accorciandola, abbreviandola. Ecco, quindi per fortuna noi che siamo tutti bravi condividiamo una strategia diversa. C'è una strategia alternativa, forse è proprio la strategia dell'accompagnamento, che sposta l'obiettivo dal curare le persone per guarire ad ogni costo, ad allontanare la morte ad ogni costo, a un obiettivo di prendere in carico, valutare i bisogni delle persone, assistere e quindi riconoscere i limiti della medicina, evitando gli interventi sproporzionati, e stare vicino al malato, fargli esprimere le proprie emozioni, i propri sentimenti, è quello che lui desidera. Quali i pilastri dell'accompagnamento? Perché non sono parole vuote. Accompagnare non è semplicemente un dire delle cose, accompagnare è fare delle cose concrete, con tanta tenerezza a fianco alle cose concrete. Prima di tutto dobbiamo pensarci prima. Quando il viaggio si sta concludendo e noi pensiamo di risolvere tutto negli ultimi giorni, abbiamo sbagliato tutto. Non si può fare in pochi giorni ciò che necessita invece di un percorso molto lungo.
quando la persona ha avuto la diagnosi, quando la situazione è peggiorata, quando aveva i sintomi, quando aveva il dolore, quando aveva la crisi esistenziale. Dove eravamo noi? Voi dove eravate? Medico, psicologo, dove eravate? Difatti oggi stiamo sviluppando un percorso di assistenza in cure palliative. Io ho coordinato un gruppo regionale nell'ambito del coordinamento che ha prodotto il profilo integrato di cura di cui è stato accennato dal dottor Poles, dove uno degli aspetti più importanti è la presa in carico precoce dei malati con degli strumenti adeguati, dove il medico di famiglia ha un ruolo fondamentale, che conosce il paziente e quindi identifica tra quelle persone quelli che hanno bisogno di cambiare un po' metodo di approccio e di lavoro e discutere con queste persone la propria situazione. Cosa preferisci per la tua vita? Adesso pongo la mia attenzione soprattutto sul fatto di farti stare bene, meglio possibile, e non è il percorso interventistico di altra natura. Quindi questo porta del bene alla persona, ma porta anche del bene alle casse del Servizio Sanitario Nazionale, a cui tutti ci teniamo, perché ci teniamo che sia universalistico e solidaristico. Ditemi gli ultimi minuti che alleviare la sofferenza fisica, ci siamo quasi, alleviare la sofferenza fisica soltanto per dire, voglio dire solo questo, che ovviamente noi possiamo fare tutti i discorsi belli del mondo, ma se la persona è col dolore, il nonno non potrà giocare col bambino, non potrà guardare la televisione, non potrà relazionarsi con nessuno. Quindi la dimensione fisica è fondamentale, ma è altrettanto fondamentale per noi pensare che il nostro intervento non ha la finalità di togliere il dolore fisico, ha la finalità di rimuovere un ostacolo affinché la persona possa continuare a vivere. È un rovesciamento, no? Del ragionamento, perché questo comporta che cosa? Fare tutta un'altra serie di cose che coinvolgono l'intera equipe, ecco la multidisciplinarietà che diventa importante, il comprendere i bisogni. Vado avanti velocemente per arrivare alla conclusione. L'altro pilastro sono le cure proporzionate, e forse se dessimo un po' più ascolto, attenzione a questo aspetto, tante dialettiche demagogiche che oggi viviamo scomparirebbero. Se dessimo un po' più importanza al volere e al desiderio delle persone ben informate, probabilmente faremmo tante meno, non mi veniva fuori una parola che non si può dire qui, e poi decodificare le richieste di essere aiutate a morire. Le persone, quando si trovano in una fase in cui le terapie non funzionano più e subentra, come dire, la paura della morte, quindi anzi, più che la paura della morte, il patire quasi la morte viene vissuta come l'unica possibilità di recuperare la propria dignità, ma non è la malattia che intacca la dignità della persona, perché la persona, sappiamo benissimo, è insita nella persona, qualunque sia, in qualunque modo, e quindi non è sempre, anzi quasi mai, la richiesta di accorciare, dottore mi faccia morire, non è quasi mai una richiesta eutanasica, quasi mai, è una richiesta di aiuto, è una richiesta di aiuto. Ecco, volevo arrivare qui, le prove. Calmate in ogni modo il mio dolore, che così non riesco a vivere. Questi sono mandati per noi medici, infermieri, psicologi e così via. Prova delle perdite. Credete che la mia vita abbia ancora un senso? Mi sento in colpa perché peso su tutti voi. Guardate come sono ridotto, non riesco a fare più nulla, non valgo più nulla. Quindi decodificare le richieste di essere aiutato a morire vuol dire aver fatto un percorso di relazione con la persona, aver con quella persona ricostruito la sua storia. E mi avvio alla conclusione, forse esprimendovi, come dire,
alcuni concetti di questo autore, che è un palliativista canadese, che dal 2002 ha evidenziato questo tipo di questa modalità di cura, la cosiddetta terapia della dignità, parole per il tempo che rimane, e che valorizza molto la storia, il racconto delle persone che stanno morendo, e che quelli che vogliono, che partecipano, sono invitati alla conversazione su temi, argomenti che più gli interessano e che poi vengono registrati anche per chi poi rimane. È una vita che si conclude dal punto di vista biologico, ma che continua e che aiuta molto le persone che rimangono. Allora, quando si muore soli? Ritorna a Philippe Arié, che diceva: il moribondo, dopo l'assoluzione, si girava verso il muro e viveva da solo viveva il trapasso, in mezzo a una moltitudine di persone. Quindi da soli, ma non in solitudine. E con questo vi ringrazio.